Come va? Io sto bene, tu come stai? Un po' male. Un po' male? Un po' molto male. Come se non riuscissi più a cantare. Cioè, faccio le prove, va tutto bene, e poi in puntata non riesco a esprimermi, non riesco a fare nulla. Non riesci ad esprimerti. Sono troppo preso alla paura, troppo. Cioè, questa paura di sbagliare che ho mi fa sbagliare, però non riesco a non averla. Cioè, ci sto provando, non ci riesco. Invidio veramente agli altri la sicurezza di Magari delle cose non le so. dopo un po' sentirsi dire che io non... che è sempre per qualcun altro e non per me, dopo 18 anni diventa pesante, Rudy. Cioè, non la sopporti più questa cosa. Cioè, quando alcuni pensano che essere figlio è facile, per tante cose, non sanno che in realtà ti rende la vita difficilissima. Cioè, difficilissima. Soprattutto quando hai un padre che è una persona popolare, ok? Quindi che fa il cantante oppure fa l'attore, il calciatore, quello che è. Perché se mio padre avesse fatto il medico nella vita, eppure io volevo fare il medico, nessuno mi veniva a dire niente. Cioè, tutti venivano da me, anzi mi facevano forse i complimenti, che bello che stai seguendo, no? Le orme di tuo padre, cioè ti fa onore questa cosa. E quindi mi chiedo perché su questo lavoro non succede la stessa cosa, perché non vengo capito. Cioè, perché? Cioè, dopo 18 anni, cioè, pure a scuola magari mi succedeva un qualcosa di bello a scuola, si andava sempre a pensare, sai, il marcio dietro, qualche cosa strana, quando, cioè, ho fatto sempre tutto io, cioè, sempre tutto io. E il fatto che non riesco a farlo vedere mi distrugge, cioè, non ce la faccio, non ce la faccio. Come mi dà fastidio vedere magari qualche altra persona che riesce ad andare più sicura sul palco, riesce a cantare meglio, si vede che sta lì
è presente. Io non ci riesco perché ho perennemente queste voci nella testa in qualsiasi cosa che faccio. Qualsiasi. Qualsiasi. Cioè, ho paura che magari un mio errore possa essere visto come un errore gigante. Cioè, io questa cosa devo risolvere. Cioè, io nella mia testa devo risolvere, altrimenti io non canto più. Capito? Cioè, e mi distrugge. Perché poi quando non riesco a cantare è come se da un lato dessi ragione a quelle persone che parlano. Capito? E a me questa cosa mi distrugge, cioè non la sopporto, non ce la faccio. Non ce la faccio. Perché so che non hanno ragione. Cioè, so che se parlano è perché devono parlare a priori, a prescindere. Però non riesco. Non riesco. Cioè, così do solo modo di continuare, continuare, continuare ancora, continuare. Cioè, viene sempre valutato quello che ho, capito? E non quello che sono. Cioè, quindi io sono qui per dimostrare chi sono. Cioè, quello che sto facendo lo voglio fare perché io devo fare questo. E poi però mi blocco sulle strade. Cioè, mi blocco proprio su queste cose che però, cioè, sembra facile. Ma non lo è dopo 18 anni, soprattutto in un contesto del genere. Cioè, io vorrei far capire a delle persone che se sono qui è per mettermi alla prova, perché se io volevo fare veramente un qualcosa, se fossi stato veramente... La utilizzo questa parola che mi scrivono tanto perché non la sopporto più, l'ho letta così tanto, il raccomandato, ok? Io già ero già fuori da qua potevo essere l'EDA. Il fatto è che ringraziando Dio, cioè mi hanno sempre insegnato che se devo ricevere qualcosa nella vita è perché devo fare dei sacrifici. Non è che così arriva tutto. Perché più che altro arriva così, arriva tutto, 2 anni e poi non sai più che fa. Quando salgo sul palco dico, cioè il mio pensiero non è che sto cantando, mi diverto. Il mio pensiero è vado lì, oddio, non posso sbagliare perché altrimenti, oddio, non sto respirando, mo che devo fare? Oddio, se dico questa cosa e magari sbaglio e non va bene. C'ho un qualcosa che non va e diventa una cosa gigante. Cioè, capisci che non te lo godi. Ed è normale che poi non puoi arrivare primo in una classifica ed è normale che magari due persone che sono più sicure di me riescono ad avere un pezzo ed arrivare a vincere la cosa di RTL, perché è normalissimo, perché io persona non riuscirei a votare uno che è insicuro, che sta sul palco e io che lo ascolto mi mette l'ansia. Quindi a me questa cosa mi fa rabbia perché so che posso, però sto sempre lì per la paura, per le fisse che ho. E poi vedo gli altri che arrivano primi, vedo gli altri che stanno al serale, vedo gli altri che stanno lì e io lì sempre seduto così. E dopo un po' basta. Cioè, io non so più che fa. Che effetto ti ha fatto oggi, visto che parlavi del serale, vedere quelle maglie?
Ti dà qualcuno sotto banco o te li sei presi tu? No, me li sono presi io.